Stefani, cavalli che entrano nel pistino interno e lasciamo quindi la linea allo start. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. Molto veloce Bentley con Roberto Vecchione. Prende il comando davanti a Bacio di Luna. Poi vediamo al largo Bujumbura al pari di Battisti Griff. Siamo sul finire della prima curva con Bentley sempre al comando. All'esterno Battisti Griff. Vediamo le intenzioni di Roberto Vecchione. Se lasciar sfilare l'avversario sembra di sì, e quindi Battisti Griff passa al comando, ottiene strada. All'esterno nella posizione più scomoda è rimasta Bujumbura, intanto 38 i primi 400 metri da parte del figlio di Varenne che conduce su Bentley, Bacio di Luna, poi Beatles Boy Treb, mentre più indietro sono i penalizzati a cominciare da Brella di Casei e poi Bamako dei Greppi partito male e Boston Trio in coda. 46 i primi 600 metri con Bujumbura al largo di Battisti Griff che conduce, Bentley seconda alla corda, frazione di line 14,7, primo giro in 1 minuto e 7 decimi, Bacio di Luna è terza alla corda a precedere Beatles Boy Treb. Tanto arriviamo al chilometro con sempre Bujumbura nella posizione peggiore, 1.16.3 da parte di Battisti Griff, secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Battisti Griff e Bujumbura, poi Bentley, Bacio di Luna che accenna a spostare al largo, guadagna di dentro Brella di Casei, frazione qui davanti in 14.9, siamo all'imbocco della penultima curva con sempre Battisti Griff e Bujumbura affiancati, poi l'altra pariglia formata da Bentley e Bacio di Luna, quella con Brella di Casei e Beatles Boy Treb, mentre ancora in coda Boston Trio al quale Marco Stefani adesso propone una terza ruota, curva in 15.1, retta di là ancora tonica all'esterno Bujumbura su Battisti Griff che sembra ancora in controllo, poi Bentley che ha perso qualche battuta all'interno, Bacio di Luna in seconda pariglia, 14.4 la retta di là da parte del figlio di Varenne che allunga ancora sull'ultima curva, Bujumbura è ancora lì ma di dentro si è ripreso un po' Bentley al pari di Brella di Casei che prendono le corsie più brevi, Battisti Griff in netto vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo dopo la curva passata in 14.7, Battisti Griff allunga ancora e viene a vincere molto bene Battisti Griff, mentre per il secondo Brella di Casei impegna Bentley, mentre finisce fortissimo anche Bamako dei Greppi, ma la vittoria dopo un 28.9 a chiudere, 1.15.1 la media per Battisti Griff, Carmine Piscoglio che dà una pacca al figlio di Varenne, il training di Francesco Alessandrini, la scuderia Papirmon dopo aver ottenuto strada da Bentley ha corso molto bene. Battisti Griff ha vinto meritatamente, rivediamo la lotta per il secondo posto con Bentley che si difende con coraggio dall'attacco interno di Brella di Casei e da quello esterno di Bamako dei Greppi.